Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo noi, Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Bene Stefania, oggi posso dire che giochiamo in casa, è una puntata che abbiamo studiato io e te, però giochiamo in casa. Prima di presentare il nostro grandissimo ospite, 3 cose devo dire. La prima cosa, saluto Natalia, è sempre segnato sul foglio, di conseguenza. Poi per entrare in diretta con noi il numero telefonico è 02 92 94 72 22 e invece per scrivere WhatsApp è 340 67 09 659. E adesso vengo da te Stefania, ti interrogo e per portare qua i nostri ospiti cosa c'è da fare? A te la parola. Ma basta telefonare, chiedere di parlare con noi, di intervenire per far sapere il lavoro che le sezioni fanno sul territorio. Risposta Quindi, esatta, 10 lode, mi porterai poi la firma. Bene. Del genitore o del marito, dimmi pure. Ma io chiedo di tua mamma e di tuo papà. Ah, ok. A parte un'altra cosa, preferisco quella del cagnolino. Bella zampa, così glielo faccio vedere al mio e conferma che l'impronta è giusta. Allora salutone, dai. Va benissimo. Chi abbiamo qua e perché giochiamo in casa, Guarda, Stefania? oggi è veramente dura essere obiettivi perché io ho qui una persona importante, una persona che è assolutamente nel mio cuore, ma assolutamente, e quindi niente, io presento Mattia Chiandotto, che è membro del mio direttivo, oltre ad essere comunque stato una persona importante anche per il paese che come Lega rappresentiamo, quindi Turbigo. È stato assessore, è stato commissario della sezione cittadina, è stato appunto assessore alla sicurezza, al commercio. Oh, vedo Mattia che si sta sollevando. No, aspetta, ma fammi finire. Ma ti metti sempre in mezzo. Ma sempre. Lui ascolta. Oltre ad essere comunque segretario del provinciale, e il suo è un ruolo importantissimo perché rende vivo il provinciale, diciamo che è il collante tra le esigenze delle sezioni e proprio il segretario provinciale, quindi del Ticino, oltre a lavorare, se posso dirlo, anzi no, facciamo dire da Mattia. Comunque saluto Daniela, la sua mamma, e saluto anche il suo papà. E poi devo dire una cosa, che Mattia è entrato in Lega a 16 anni, infatti tante volte sia lui che la sua mamma dicono, sai, per avere la tessera dovevo firmare perché essendo minorenne, però io, ascolta, sono già passati 6 minuti, non voglio togliere spazio. Ma a parte i 6 minuti, la puntata è su di lui. Sì, su di lui e soprattutto una celebrazione. Assoluta, ma se lo merita. Ma certamente, però vogliamo sapere quello che tu fai nel provinciale. Buongiorno a tutti. Aspetta che mi avvicino. Io sono ben contento di tornare qua in radio perché io o meglio, ero dall'altra parte quando c'era la RPL, quindi altro plesso, facevamo un programma con i giovani, qua ci sono stato ogni tanto, quindi sono ben contento di tornare in Via Bellero, così come sono contento di tornare in Radio Libertà. Ecco, io ringrazio Stefania e Marco per l'invito. Sono davvero contento anche perché appunto si parlava appunto di segreteria provinciale, ma di segreterie provinciali. Io ho collaborato per ben 10 anni, anzi più di 10 anni in segreteria provinciale del Ticino come
io mi dichiaro dipendente, ero un collaboratore esterno, ma come se lo fossi, e per me il provinciale è una seconda casa, ecco. Oggi ho preso altre vie, ho preso altri indirizzi, lavoro presso una pubblica amministrazione, ma tutt'oggi io continuo a collaborare perché appunto, sono responsabile organizzativo della segreteria provinciale del Ticino, con Alessio Zanzottera, segretario provinciale, però diciamo che in tutti questi anni ho sempre, diciamo, svolto attività sia lavorativa, ma anche soprattutto come militante, perché prima di tutto sono militante, siamo militanti. Appunto mi occupo di organizzazione, mi occupo di tutto ciò che riguarda l'amministrazione e la vita di una segreteria provinciale, perché la provincia del Ticino ha avuto la fortuna, di avere dipendenti, collaboratori per tantissimi anni insieme ad altre segreterie provinciali, che magari qualcuno poi si è perso, insomma anche per varie vicissitudini. Però appunto la segreteria provinciale è un po', permettetemi la battuta, il collo, okay, quel luogo, quella struttura dove appunto, coordina il territorio. Quindi mi vien da dire le elezioni, mi vien da dire le feste, adesso che c'è il referendum costituzionale, tutto ciò che riguarda appunto le attività organizzative, i gazebo, il tesseramento, i soci, quindi, mi vien da dire che rappresenta un po' il comune italiano, ecco, dove, fa tutto, però, alle volte si fa anche fatica a stare dietro, ecco, ma per il semplice fatto che le attività sono veramente tante, il tempo è quello che è e quindi naturalmente cerchiamo sempre di fare tutto. Però appunto sono contento di essere qua anche per parlare di quelle che sono oggi le segreterie provinciali della Lega Lombarda, dove appunto, fanno veramente tanto insomma in questi 10 anni ho visto tante persone, ho visto tanti militanti, nuovi e vecchi, qualcuno purtroppo non c'è più perché del resto, la Lega è un movimento antico, viene a dire antiqua antico sembrerebbe un soprammobile, però in realtà col fatto che Diciamo abbiamo old. esatto, diciamo che è uno dei primi partiti ancora della Prima Repubblica, mi vien da dire, Beh, quindi è l'unico partito ancora che è in piedi esatto. rispetto agli altri. No, anticorreggo, l'unico movimento, Movimento, sì, perché perché molti ci vendono, ma anche noi stessi magari commettiamo l'errore di chiamarlo partito, che va certamente, bene, cioè nel senso, nel gergo comune ci sta, però noi siamo un movimento e secondo me, questa parola qua è bellissima, perché il movimento rappresenta tutto, cioè rappresenta il nostro quotidiano, rappresenta le nostre attività, rappresenta, tutto. e certo, il movimento si E muove nella infatti tua esatto Marco, ma cioè infatti io dico, quando, mi si chiede: "Ma che differenza c'è tra la Lega, tra gli altri partiti?" Insomma, io dico semplicemente che noi siamo un movimento, non siamo un partito, noi siamo una realtà storica, appunto, come certo, giustamente certo, hai detto tu prima Mara, siamo certo. una realtà storica che ha vissuto il territorio, vive il territorio. Noi siam stati l'unico movimento che non ha mai smesso fare i gazebo, non ha mai smesso di fare le feste. I tempi sono cambiati, c'è anche da dire questo, quindi se una volta il gazebo era l'unico vettore, delle informazioni politiche, ma anche della politica locale, quindi mi riferisco ai comuni, oggi magari si fa qualche gazebo in meno, però mediamente siamo gli unici che hanno tenuto la barra dritta, ma così come gli eventi, così come le attività. E quindi tutto quello che ho appena detto da dove arriva? Arriva da un buon coordinamento dei provinciali. E certo, perché il provinciale è quello che istruisce come materiale, istruisce come il sapere, perché il provinciale fa anche dei corsi internamente dove si spiega le cose, si fanno anche dei corsi di formazione che poi quando tu sei sul suolo, sul territorio, sai cosa rispondere, sai Certo. come comportarti. Cioè io adesso non entro perché altre case non mi interessano, non mi interessa parlare di altre case perché io qua parlo come Lega, Siamo a però casa nostra. sì, ma a casa nostra c'abbiamo già pronti le liste per quanto riguarda il referendum. C'abbiamo già pronti i manifesti, c'abbiamo già pronti le tessere, c'abbiamo già pronto tanto di quel materiale
che forse altri, mi sembra, non hanno ancora pronto, perché adesso non è perché c'è qua Mattia e via dicendo, però abbiamo già l'ok della fissione dei manifesti per il referendum, abbiamo già tanto di quelle cose che molti partiti che ci vogliono copiare non hanno ancora pronto. Copertura del 100%, Ma ricordiamocelo, certamente, guarda, perché molti cioè, dicono: "Vabbè, i comuni però magari prendiamo quelli rappresentativi". Noi abbiamo coperto il tutto, 100% dei tutto. comuni, perché noi abbiamo sempre detto, e qua c'è Stefania che è una degna rappresentante dei piccoli Grazie comuni, mille, troppo gentile. noi siamo, attenti, in tutti i comuni. La nostra attenzione è la stessa per qualsiasi comune, che sia il comune di Milano, vabbè non è la nostra provincia, okay, però è il nostro capoluogo di provincia e di regione, Come il comune fino di Nosate. come il comune di Nosate che fa 600 abitanti, quindi è una comunità, c'è un'amministrazione. Quindi alla fine, ci diamo la possibilità di creare la questa rete diciamo tra amministrazioni, e che quindi, così come tu hai fatto l'esempio per il referendum, abbiamo coperto tutti i comuni. Ma guarda, io ti dico una cosa, stiamo parlando in Nosate, è stata fatta la festa e ti posso dire che avevamo già i manifesti pronti e siamo andati a coprire i paesi limitrofi di questi manifesti che, in pratica, annunciavano questa festa e attenzione, finita la festa siamo andati a ritirare tutti i manifesti che abbiamo messo fuori e nient'altro, tutto qua. Vedo che è arrivato un messaggio. Ciao Diego. Ah, il nostro Diego Scalvini di Parabiago, Sì, grazie. perché tieni presente, grazie che ti sei collegato, lui si collega sempre. Gli ho detto giorni fa, gli ho detto: "Guarda che ci sarà una sorpresona, guarda che c'è una persona che conosci." E lui mi fa: "Ma chi è? Dai, dimmi." Collegati e poi vedrai." Ora l'hai visto Diego? Diego, pensavi che fosse Carlo Conti e invece non è Carlo Conti. Beh, insomma, comunque E invece sono io, cioè, beh, sei scusi, te, è ma, meglio di Carlo allora Conti, cioè qua No, siamo nella nostra infatti, sede, siamo decisamente meglio di Carlo ma Conti. certamente, cioè che poi anche se andiamo a parlare del Festival di Sanremo, non m'è piaciuta quell'uscita un po' infelice di una donna che ha detto: "Io sono la mia famiglia." Soprassediamo perché non ci riguarda in Non questo ci rigu momento. no, adesso parliamo di cose belle, parliamo sempre del solo cose belle. E beh, ci sei qua assolutamente. te, figurati se non sei bello te, cioè son bello io. M'hanno dato il premio Nobel a me, cioè Vedi. battutaccia, qualcuno a casa dopo quando ritornerò mi farà puntini, 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 però io ho il cane che mi difende. Bene. No, però appunto parliamo del lavoro comunque e vorrei ricordare anche Ornella Caimi, che è comunque una presenza importante insieme Certo, a Marzio, del provinciale del Ticino e di conseguenza A Iuri, a Iuri, Luca. a Luca Il Mazzeo, provinciale del Ticino certo. in questi anni è cambiato molto, abbiamo avuto un sacco di novità, e devo dire che la nostra segreteria provinciale, nonostante tutto, nonostante tutti, ehm, è molto affiatata. Lo dico, ma anche perché appunto ci ho lavorato, e quindi anche i responsabili, tutte le persone che hanno transitato in segreteria provinciale, che c'erano, che non ci sono più, che sono andati in altri lidi, però appunto citavi Ornella è una risorsa importantissima, così come tutti gli altri. Quindi la nostra è una bellissima famiglia, un bellissimo gruppo che spesso e volentieri si tende anche un po' a, insomma, dimenticare, a minimizzare, però secondo me, il nostro punto di forza è proprio questo, e soprattutto, quindi ricollegandomi a quello che dicevamo prima, essere capillari fa veramente tanto. E noi l'abbiamo notato nelle precedenti, elezioni amministrative, dove noi conoscevamo tutto di tutti. Sì. Conoscevamo persone che non erano
erano candidate in liste, diciamo, di coalizione, magari nei comuni quelli sotto i 15.000 abitanti, quindi liste dove possono esserci candidati della Lega, così come di altri partiti, così come espressioni civiche, e noi conosciamo tutto di tutti. Ma questo perché noi abbiamo sempre lavorato sul materiale umano. Sulle persone, Esatto, certo. sulle persone. E quindi alle volte ti viene facile, perché quando mi si chiede: ma tu Mattia conosci il militante X della sezione di Y?" Ma perché in questi anni abbiamo lavorato con la persona X, con la sezione Y, quindi è un lavoro che, ovviamente ha generato tanti sacrifici, però dall'altra parte ha generato anche tante soddisfazioni, perché se oggi le sezioni del Ticino, così come del resto anche le altre sezioni, si sentono unite, si sentono coinvolte, questo perché principalmente nasce da un buon lavoro fatto da persone capaci, da persone che hanno sempre messo davanti il buon senso, come del resto è la Lega. Quindi abbiam sempre parlato di buon senso, di buon governo, e quindi questo lo portiamo anche a livello territoriale. E attenzione soprattutto verso le persone, a livello territoriale parliamo proprio delle persone, degli abitanti dei paesi, quindi l'attenzione anche del, valutare le persone, l'amministratore che sia veramente vicino alla gente che ha bisogno. E io posso dire che Un buon esatto, che coordinamento. Mattia su questo è stato molto mi ha preceduto nella come si può dire, nella gestione della sezione, su questo Mattia è stato E molto poi c'è anche da dire che come Lega le notizie non è che rimangono alla propria sezione, girano sulle altre sezioni. Beh, Io l'importanza sono di far rete. beh certo, è quello che la Lega ha, e tengo presente, non è che la mia sezione è la più bella e la tua è la più brutta, ma no, ci mancherebbe, è uno scambio culturale. Io sono stato contattato, perché tu hai dato il mio numero, a un'altra sezione che volevano creare un'associazione culturale, e ho dato tutte le informazioni, cioè le informazioni che avevo io le ho passate a questa sezione. Ma perché mi devo tenere solo le informazioni mie, anche se ho fatto fatica a trovarle? Ma perché? Basta parlare e tutto. Stefania, abbiamo una telefonata in linea. Buonasera a tutti, Lisetta. Ciao Vi disturbo Lisetta. ancora. Ciao. Buonasera. Ciao. Allora, sentite, io vi ho chiamato per il referendum, che naturalmente ci siamo anche noi dentro. Certo. Per il referendum e per l'immigrazione. Un'idea. Sì, di Allora, Lisetta. i 700 euro, ragazzi, di rimborso beffa per chi lavora, secondo me. Allora, immaginate un lavoratore a 900 euro al mese. Questa è un'idea mia, e ce ne sono purtroppo ancora molti, e che è costretto ad accettare qualsiasi lavoro per mantenere la propria famiglia. Ora lui vede un immigrato irregolare nordafricano e delinquente che, per il fatto di non essere stato preventivamente avvertito del suo spostamento in un CPR in Albania, non solo venga riportato indietro, ma lo si risarcisca, attenti bene, e sottolineo risarcisca con 700 euro. Non so se lo sapete questa cosa qua. Poi immaginate, ragazzi, i pescatori che rischiano la vita tutti i giorni, o i contadini sotto il sole, o gli operai sulle impalcature e che magari abbiano mutui trentennali per riuscire, dico io, a dare un tetto alla propria famiglia, e che vedono una speronatrice di motovedette italiane intenta a trasportare illegalmente clandestini in Italia, risarcita con 76.000 euro, che paga tutta la comunità poi. Rachete. E voglio terminare, questo sarebbe il sistema che alcuni giudici, ripeto, che alcuni giudici hanno per amministrare la giustizia nel paese in cui vivo. Lisetta. Tutto qua, io vi saluto e buona giornata. Lisetta, Buongiorno Lisetta, ciao. Saluti. Io cosa posso dirti? Tu hai messo dei paletti, hai detto delle cose vere, e adesso sta al potere della penna, al potere del lapis, delle persone, di quando entrano dentro nella cabina, mettere sì. Questo è quello che io ti posso dire, altrimenti andremo avanti sempre a però c'è da cambiare un po' tante cose, se ne cambieranno tantissime altre,
Però ragazzi, certe cose semplici, perché adesso vedi che la sinistra sta facendo un'altra politica contro il sì, dopo quello che è successo al poliziotto. Però dai, cioè ritorniamo Coinvolgendo anche social, mica social, eh, quando insomma eh, lasciam perdere. sì dai, lasciam Io, perdere io vorrei perché solo ricordare una cosa, giusto appunto per parlare in tema di giustizia e in tema di provinciale del Ticino, che noi siamo stati colpiti nel 2019, se sì, ben vi ricordate, sì, di un grave di un fatto, grave fatto, soprattutto eh, in una città che si governava. esatto, ma soprattutto di una città che è il cuore del Carroccio, che è Certo, Legnano. Ricordiamoci di questa persona, di Giambattista Fratus, ex segretario provinciale, che ha dato tutto, e non solo lui, anche la sua famiglia, per Sì. 5 anni, per 5 lunghissimi anni. Uno dice: 5 anni, 5 Essere anni, oramai 6, tacciati o comunque oramai 7, additati. 7 a me sembra, oramai 7 perché appunto era il 2019, quindi Sì. poi c'è il Covid, pre-Covid, però ricordiamoci che era maggio del 2019 e quindi questa persona è stata distrutta l'amministrazione, È stata distrutta la famiglia perché la famiglia, comunque per da cosa? molto Perché il tempo fatto non sussisteva. Eh. Poi per l'amor di Dio, io non ho nulla contro né nessuno, la magistratura per l'amor di Dio fa il suo lavoro, fa i suoi passi, non mi sento di commentare, però appunto visto che appunto si parlava di buona giustizia e tutto, quello che è stato, insomma, visto che appunto parliamo di Ticino, ricordiamoci questa Sì, cosa sì, qua, fortunatamente Giambattista è libero e tutto quanto, quindi io vorrei far parlare quelli che criticano con Giambattista e poi vedi il no, volto suo ma come mi piacerebbe coinvolgere Giambattista per dar spazio alla sua voce, a quello che ha subito, eh sì, perché come poi persona innocente, perché poi alla fine ti dico, ci sono degli strascichi che comunque, sarà lunga, ma, sì, lunga a perché perdere poi sei durante il cammino sei della vita. segnato, Assolutamente, non solo lui, ma anche i ma tutta la familiari. famiglia, cioè tu diciamo che immaginati, insomma, non è bello. no, non è bello perché comunque chi conosce Giambattista e chi è stato vicino a Giambattista è stata una roba veramente straziante. Eh sì, Lì ha colpito il cuore della Lega e questa è stata una cosa importante. Infatti secondo me lui sarebbe un Però, ottimo ospite. posso dire una cosa, che nonostante la sua esperienza negativa, altamente negativa, io devo ringraziarlo perché nel momento del bisogno lui è stato uno dei pochi che c'è stato per me. Come gli dissi una volta, il buon padre di famiglia, quando ho avuto bisogno ha sempre trovato quella mezz'ora, quell'ora di tempo da dedicarmi, per esprimere parole buone, per sgridarmi, perché a volte, soprattutto noi donne, abbiam bisogno di qualcuno che, insomma ci dia Certo. una giusta rimproverata, però io ringrazierò sempre Giambattista per quello che ha fatto anche, 2 anni fa quando andai ad elezioni annusate, che mi sostenne assolutamente, ripeto, come buon padre di famiglia e come un amico di valore. Stefania, sono le cose che la Lega semina e dice sempre queste cose che tu stai dicendo, perché la Lega proviene dalla terra, la Lega è il territorio, la Lega ce ne sono tanti altri di buoni padri e via dicendo, però la Lega è questo, cioè ragazzi, cioè, non è che vorrei però Ma siamo vedi, è sempre appunto la conoscenza della persona, come diceva Mattia, sì, è perché il fatto che comunque Giambattista è stato anche il nostro segretario sì, segretario provinciale e provinciale. lui conosce i pregi e i difetti delle persone che molto spesso, insomma, cerca di esaltare il pregio, poco il difetto. Eh beh, E certo. così come sta facendo anche il nostro Alessio Zanzottera, come fece in passato anche il buon Stefano Candiani, piuttosto che una persona che ci sta molto a cuore, che è Andrea Bartolini, e quindi ricordiamolo.
Oh, siamo quasi Che dire, arrivati. siamo quasi arrivati alla Siamo fine. arrivati alla fine. Sembra che ti sei seduto 2 minuti fa, invece e sono già le 27 minuti. 16:27. Possiamo sempre coinvolgerlo anche, sai, se manco io, manchi tu, arriva manco. Ma sì, cioè non è... Ben più che volentieri. Tanto, come ho detto in apertura, io sono ben contento di ritornare in radio, sono ben contento di potervi dare una mano. E io sono convinto che magari in un momento dove forse la militanza in generale vedono, insomma, un po' di stanchezza, un po' di... Io vorrei sempre ricordare le tantissime cose che abbiamo fatto, le tantissime cose che si fanno, certo. che indipendentemente da tutto, dall'epoca storica, che poi ci sono i periodi alti, i periodi bassi, però io vorrei ricordare che appunto io sono militante, vado per i 33 anni, quindi un'età... Numero sacro, numero sacro, da lì non si maglietta scappa. di Thiago Silva del Milan. Appunto, esattamente, quindi da lì non si scappa. In mezzo a due milanisti. Vabbè, dai, cioè... Però, esatto, posso dire che poi ci sono militanti ben più vecchi di me, ma io ho la tessera da quando ho 16 anni, ho visto tutti i momenti della Lega, da quando eravamo al 3% a quando eravamo al 40%, quindi l'entusiasmo non è mai cambiato. Magari uno può anche essere stanco, meno stanco, ma l'entusiasmo non cambia mai. Quindi un invito anche a tutti i militanti, a tutti i sostenitori che magari oggi, dopo anni, dicono vabbè, però insomma vada avanti qualcun altro, piuttosto che rimaniamo uniti, perché il periodo storico è davvero importante, soprattutto anche per il referendum. Certo. Non molliamo e andiamo avanti. Ti faccio una domanda, aspetta. Ti faccio una domanda veloce, perché manca un minuto. Qual è quella cosa che ti fa arrabbiare, soprattutto dei segretari dei varie sezioni? Devono leggere bene le mail. Devono leggere bene Devono leggere bene le mail. Vabbè, allora mandiamo anche noi un'email adesso. Mandiamo anche noi un'email adesso, visto che sono le 16:29. Saluto tutti, saluto i nostri radioascoltatori e ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra sezione, un'altra persona. Bene. Però ciao Mattia. Io lo dico, ospitiamolo di nuovo perché ha tante cose da dirci. Perfetto. Quindi... Ben volentieri, grazie Marco, grazie Stefania, grazie a te, a Radio Libertà, grazie a Natalia e a tutti i nostri. Ci sentiamo, Stefania. Assolutamente, noi tutti i giorni e con voi mercoledì prossimo. Sì, noi ci sentiamo spesso perché per fare la trasmissione ne va via di tempo, ne va via di contatti delle varie persone, poi ho sempre il punto fisso il martedì pomeriggio che devo mandare l'email a una persona che è dietro lo specchio lì, che alla Natalia con le foto, con tutte. Comunque vi saluto, mi sto divertendo, è stata bella. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Lega e dintorni.